ritrovati in questa ultima puntata di Pillole di Sessa, in questa lunga estate di calciomercato che ci ha condotti fino a questa ultima giornata di mercato. Qui con noi c'è il direttore di Sportisi di Francesco Cammuca che ci accompagna in questi ultimi minuti di calciomercato. Ormai siamo veramente a 25 minuti dalla chiusura di questa sessione estiva che tanti colpi ha riservato in cadetteria, tanti colpi di scena e non solo in Serie C, e ancora altri colpi ci riserverà in Serie D, perché ricordiamolo, oggi si chiude il calciomercato per i professionisti, ma entro il 14 si chiuderà quello per quanto riguarda la Serie D, e quindi i dilettanti ci daranno ancora un pochino di tempo per poter parlare di calciomercato. Questo comunque sarà l'ultimo appuntamento con Pillole di Sessa, ma naturalmente io vi invito a tenervi aggiornati sul nostro sito www.sportisili.it per rimanere appunto sempre aggiornati su tutte le notizie dello sport siciliano, e poi di seguire i nostri canali social, da Facebook a YouTube fino a Instagram e Twitter. E vi ricordo che le dirette e le puntate di Pillole di Sessa le troverete sia sul canale Facebook che sul canale YouTube. Francesco, siamo ormai a 24 minuti più o meno dalla fine del calciomercato per i professionisti. Il Palermo è stata probabilmente una delle regine di questo calciomercato, ha fatto tanti colpi con una proprietà importante. Cosa ci dobbiamo aspettare in questi ultimi minuti? Allora, intanto vi saluto, sono molto contento di essere qui. Può sembrare una frase fatta, però dopo averla guardata per 15 puntate, perché in 2 puntate, anzi ne approfitto per salutare Salvuccio Geraci in regia quest'oggi, visto che oggi balzo dall'altra parte della camera, dopo averla vista nascere, dopo averla pensata, dopo averti coinvolto, è bello comunque chiudere in bellezza in occasione della chiusura del calciomercato. Cosa aspettarsi al Palermo? Intanto ci aspettiamo, ma questa ormai è una notizia, ormai non è più un rumor, l'arrivo di questo Claudio Marildo Gomes, questo centrocampista del 2000 proveniente dal Manchester City, che firmerà un biennale. Stiamo attendendo a minuti anche l'arrivo proprio in città del giocatore, ve lo documenteremo come sempre in live. Ieri sera siamo stati reduci anche dall'arrivo di Luca Vito. Sì. Cosa aspettarsi? Lavoro in uscita, perché penso che ormai sia abbastanza tardi per del lavoro in entrata. Si era vociferato di questo potenziale arrivo di Federico Barba, ma più che altro sulla base di quello che è il malumore generale in casa Benevento sul giocatore. I tifosi non gliel'hanno mandato a dire dopo l'ultima vittoria contro il Frosinone, e quindi ci aspetta soltanto uscita a questo punto. Penso che mancando 22 minuti circa, 21 e spicci alla fine del mercato, c'è da aspettare soltanto a questo punto un eventuale comunicato. Si è parlato di Gelbison sia per Dota che per Peretti. Tra l'altro Gelbison che ha liberato stamattina uno slot under, perché ha annunciato la rescissione di Danilo Ambro, ex Palermo della prima ora, che si è accasato tra l'altro alla regina in Serie D, quindi tenta un'altra scalata, quella del Palermo, quella del Gelbison tenta un'altra scalata. Vedremo se ci saranno questi annunci, intanto attendiamo. Penso che tante cose, come date scritto sul sito, il contratto di Amarildo Gomes è stato depositato, ma più che altro proprio per evitare problematiche legate alla chiusura del calciomercato, che è sempre una costante negli ultimi giorni. Ogni tanto dei colpi che sono già praticamente conclusi saltano. L'esperienza anche mia personale in ottica calciomercato conferma che per alcune società il 31, quest'anno l'1, altre volte il 2 settembre è più importante quasi depositare il contratto che non dare comunicazioni, che non annunciare firme. Intanto depositiamo, in alcuni casi anche lanciamo il contratto da sotto a sopra, e poi vediamo. Ci chiedono notizie del Messina, le avremo, anche perché nelle clip che vedremo anche a fine mercato sul Gong proprio, e quindi vi invitiamo anche a restare, non sarà la classica puntata di 30 minuti, ma sarà una puntata che si protrarrà anche nei minuti successivi alle 20, questo ve lo anticipo. Vi mostreremo anche un po' quella che è il prospetto acquisti e cessioni di Palermo e Messina, il prospetto ingaggi del Catania, che è nato dal nuovo. Tra altre cose domani il Catania presenterà la campagna abbonamenti, piccola nota a margine. Vedremo anche quali sono appunto i movimenti. Ne abbiamo inserito uno in particolare sul Messina, di cui si parla dall'inizio del pomeriggio, che non è ancora stato ufficializzato. Verrà
penso ufficializzato a breve, ma penso che società come il Messina, buona parte di società tanto ho letto anche un commento che adesso mi sembra sta ridere, vabbè, ti lascio leggere il commento. È uno scambio con una squadra di Serie C. Invito l'Ele giallo-rosso, ma anche tutti gli altri tifosi del Messina che ci guardano e ci guardano numerosi, a restare sintonizzati. Sì, scusate, ma quando Alessandro Ferrante ci ha scritto che Pastore aveva firmato per il Prato, sinceramente un pochino ci ha strappato un piccolo sorriso, diciamo così. Allora, passiamo poi un po' più fattivamente adesso anche a quelle che sono le singole operazioni di questo calciomercato. Come al solito, giornata frenetica. Il calciomercato, come sempre nelle ultime ore, riserva sempre delle sorprese, riserva sempre dei colpi, degli anelli di acquisti che a domino però a volte si innescano e delle volte cadono. Esatto. Come è successo per esempio oggi in Serie B con l'uscita di Barba dal Benevento, che doveva andare prima al Cagliari, poi al Pisa. Da lì si stava creando un effetto domino che praticamente... Tante cose, stamattina si parlava di un'offerta di 3 milioni del Pisa per Barba. Non sappiamo quanto veritiera, però sta di fatto che ora si è creato anche una specie di effetto domino. Le Verbe è andato al Benevento dalla Sampdoria, e poi Chiedici doveva andare via dal Cagliari perché il Cagliari voleva creare spazio per Barba. Esattamente, alla fine poi si è chiuso con Capradossi al Cagliari, Le Verbe appunto al Benevento, Paluchievic all'Empoli, e in ultimo di questo giro sembrerebbe appunto che insomma Barba si sia accasato al Pisa. Torniamo al calcio siciliano, torniamo a quello che è stato un pochino quello che abbiamo anticipato, abbiamo già parlato. Tanto scusami, ti interrompo, quindi confermato anche quello che dicevo poc'anzi, ufficiale Mirko Ferrini dal Renate al Messina, ed è uno di quei colpi di cui vi parleremo approfonditamente dopo il gong delle 20. Di conseguenza ve lo anticipo, Simonetti, che è uno dei giocatori che penso ti abbiano fatto maggiormente penare in queste ultime settimane, abbiamo avuto sempre costantemente in lista. Simonetti andrà a fare il percorso inverso, andrà al Renate, squadra di Serie C, che tra l'altro come il Messina debutterà sabato. Il Renate sabato, il Messina domenica contro il Crotone. Allora, stavamo dicendo appunto, facendo una panoramica intanto su quello che è stato abbiamo già fatto una panoramica sul Palermo, vediamo anche sul Messina, sì. Anche così in generale. Certamente il Messina doveva quest'anno dare delle risposte, doveva dare anche il segno di una società ambiziosa che fino all'anno scorso ha sofferto quella che è stata la condizione della squadra. Sì. Ora finalmente ha creato soprattutto un gruppo solido, molto giovane, che ha puntato veramente molto sugli under. E adesso cosa siamo aspettati? I tifosi del Messina che ci seguono tra l'altro molto calorosamente, quindi diamo anche loro delle risposte. Cosa si possono aspettare quest'anno? Ci potrebbe essere una nuova siciliana che fa un'impresa ai playoff? È più complicato perché comunque quest'anno ci sono squadre importanti che si sono rinforzate nel girone C. Cosa si possono aspettare? Allora, intanto partiamo dal dire una frase che io non dirò che la Serie C è una B2, non lo dirò. Perché ogni volta è una frase inflazionata, così come che la B è una 2, non lo diremo perché è una frase molto inflazionata. Sta di fatto che il Messina fa parte di un girone molto complicato con piazze importanti, c'è il Crotone, c'è l'Avellino, c'è la Juve Stabia, c'è il Catanzaro, c'è il Pescara. Sì. Che è stato spostato dal girone esatto. B al girone C, e credo che si sia pentita amaramente di non avere centrato i playoff quest'anno. Assolutamente sì. Però il Messina è stato costruito bene. Partiamo dal presupposto che secondo me ha uno dei migliori allenatori su piazza per quanto riguarda la terza serie, che è Gaetano Auteri, siciliano, voglioso di far bene in Sicilia e soprattutto molto esperto, sa il fatto suo sia in ottica playoff, in ottica vittoria campionato, in ottica anche gestione di piazze calde, sa il fatto suo. Al suo fianco c'è una persona altrettanto spigolosa come Marcello Pitino. Anche dal punto di vista societario economico il Messina ha fatto dei lavori importanti, ultimo soltanto in ordine di tempo l'ingresso del nuovo main sponsor che è stato presentato ieri. Ci si aspetta anche una presenza massiccia del pubblico, si dovrebbe raggiungere, dopodomani finisce la campagna abbonamenti e sono vicini a quota 1000.
che non è una cifra che rispecchia secondo me la realtà messinese. Il pubblico messinese quando vuole essere molto più passionato. Assolutamente. Ti interrompo solo per fare una piccola parentesi su questo, perché la campagna abbonamenti è influenzata anche dalla situazione stadio che si sta sbloccando essenzialmente in queste ore. Ricordiamo, anche sul nostro sito potete trovare l'articolo sulla presentazione della squadra oggi, del Messina, in cui essenzialmente si diceva che l'assessore allo sport, così come il sindaco di Messina, si sono impegnati fattivamente per cercare di, insomma, riaprire lo stadio Franco Scoglio al maggior numero di tifosi possibile affinché possano seguire la squadra. Scusa se Poi per quanto riguarda la costruzione dell'organico, alla fine si segue un po' quelli che sono i dettami tattici. Il 3-4-3 di Auteri, che ha sempre fatto bene ovunque ha allenato, mix secondo me perfetto di giovani di talento. Mi viene in mente Filì, che è un ottimo difensore, mi viene in mente Daga, che è un ottimo portiere anche nel giro delle nazionali giovanili fino a quando comunque è stato in età. Mi viene in mente Konate, che è una delle scoperte dell'estate. E poi vabbè, ci sono le certezze, c'è Devis Curiale, c'è Paolo Grillo, adesso Ferrini, che ha fatto anche la Serie C in Sicilia, ha giocato alla Sicula, la Sicula Leonzio, quindi giocatore di categoria, frase che ci sentirete dire spesso, di categoria. Diciamo che è una costante, come dicevi, da questo punto di vista in questa categoria. E poi sì, il mix perfetto di talenti. C'è un giocatore molto forte a centrocampo nel Messina, un giovane che oltre a esserci Tommaso Marino che torna a Messina dopo tante stagioni. Il Messina, adesso non ricordo il nome esatto di questo giocatore, lo vado a ripescare, scusate, Fiorani, classe 2000, arrivato all'Ascoli, che ha già una cinquantina, una sessantina di presenze in Lega Pro in 2 anni, quindi giocatore fatto e finito per fare anche bene in una piazza che comunque ha fame di calcio. L'anno scorso, nelle ultime settimane, il Franco Scoglio ha iniziato a ribollire di passione proprio per cercare questa salvezza con Ezio Raciti, salvezza che è stata conquistata. Quindi sì, io sono convinto, non so il Messina dove piazzarlo, nel senso, perché è un campionato pazzo, con tante squadre che potrebbero o mantenere il pronostico o fallire, o possono esserci degli exploit. In questi exploit potremmo metterci il Messina, che poi, non per soffermarci sui nomi che poi ci ritorneremo, però avere dentro un giocatore come Devis Curiale, che conosce praticamente la Sicilia in lungo e in largo, che ha nel campionato di Serie C veramente ha preso casa probabilmente, ma verosimilmente potrebbe essere anche un giocatore che anche in Serie B potrebbe dire la sua in una squadra che si vuole salvare. Devis Curiale è un giocatore che secondo me è stato veramente un colpo grande, e certamente poi il Messina ha saputo anche costruirgli attorno una squadra, come dicevamo, abbastanza equilibrata, abbastanza forte. Ci sono giocatori che sono ritornati, anche qualche bandiera, e a proposito di bandiere, a proposito di creare questo gruppo, non possiamo non soffermarci sull'operazione fatta dal Catania in Serie D. Catania, sappiamo tutti quello che è successo purtroppo negli ultimi mesi, il fallimento, la reazione, tutto quello che è venuto poi fuori con il passaggio da Mancini che non si è mai concretizzato, insomma. E poi per fortuna degli etnei la rinascita con il gruppo di Rospelligra, che è un gruppo molto ambizioso, che ha grandi interessi, insomma, a portare il Catania il più presto possibile ai vertici, diciamo di nuovo nel calcio che conta, nel calcio professionistico. Catania che ha fatto anche in questo caso un gruppo molto interessante, un buon mix di giovani e di veterani, però con un elemento comune che è la catanesità, non sappiamo bene come definirlo, diciamo l'elemento locale, l'elemento cittadino che li ha proprio caratterizzati, cioè anche nelle parole stesse del direttore sportivo del Catania Laneri c'era questo intento. Esatto, io tra le altre cose invito Salvo a mandare proprio la clip, visto che comunque gioco forza il Catania non sarà protagonista di questa ultima giornata, anche perché, come hai detto giustamente tu in apertura, non sarà l'ultimo giorno di mercato per le squadre siciliane, anzi vi possiamo, non dico preannunciare perché ormai è notizia quasi ufficiale, non ci sono ancora i crismi dell'ufficialità perché ancora deve esserci il trasferimento proprio fisico del giocatore in città. Michele Somma diventerà un nuovo giocatore del Catania, sarà lui l'innesto over
nel reparto difensivo mancavano 2 pedine, forse 3. Il portiere under ed è stato preso Groaz, il difensore over sta per essere annunciato Michele Somma, che ha rescisso ufficialmente col Palermo. Ha rescisso col Palermo oggi perché, come ben sappiamo, chi rescinde i contratti prima della chiusura del calciomercato può ancora firmare con altre squadre anche professionistiche. Esatto. Insomma, però a quanto pare all'accordo verbale col Catania, tra altre cose un giocatore che a Palermo aveva un ingaggio importante. State vedendo in grafica la rosa attuale del Catania, non ve li abbiamo enunciati come acquisti o cessioni perché anche sono tutti acquisti. è una rosa costruita ex novo, quindi è un Catania costruito secondo me molto bene. Ti dirò, forse l'unico rimpianto, anche in base a quello che si è visto nella gara di Coppa ormai celebre contro la San Cataldese, forse l'unico rimpianto può essere rappresentato da Toto Maltese, che è il centrale che è passato dal Trapani alla San Cataldese appunto. Però arriva Michele Somma, che è un giocatore che se sta bene, che se gioca le sue 30-35 partite in una stagione, è sicuramente elemento che con la D, detto personalmente, non c'entra granché, perché è un giocatore che la C può farla secondo me, diciamo, come dicono per usare un linguaggio tutt'altro che aulico, può farla in ciabatte la Serie C secondo me Michele Somma, se sta bene. E poi vabbè, il fiore all'occhiello è l'attacco, dovrebbe arrivare un innesto under in attacco. Si sta sondando, c'è ancora in prova il portoghese Agostinho, che dovrebbe essere comunque firmato. Ricordiamo che, tornando al Catania, tornando a questioni che non c'entrano al calciomercato, il 7 settembre ci sarà la pronunciazione del TAR del Lazio, il pronunciamento del TAR del Lazio, possiamo anche tornare in onda se vuoi Salvo, il pronunciamento del TAR del Lazio sul ricorso del Giarre presentato all'avvocato Di Ciommo, che tra altre cose è lo stesso, se ben ricordiamo, del ricorso presentato, se non erro, dai Tutto lo Mondo. Sì. Ci scusiamo per aver pronunciato questo nome in questi minuti febbrili di chiusura di calciomercato. Intanto scusami, ma siamo a 9 minuti dalla chiusura, quindi esatto, ci stiamo il countdown stile Capodanno sta per arrivare. Catania, che dicevo, è una squadra che può tranquillamente puntare alla vittoria del campionato, ci sono delle insidie, anche Grella lo ha detto, anche Ferraro lo ha detto. Io una squadretta sulla quale punto, come al solito cerco sempre l'outsider in tutte le situazioni, il Paterno di Mister Pagano, è una squadra che può far bene, ne parlavo anche con gli amici di Catanista ieri, e quindi vedremo. Il mercato è da 5 stelle extra lusso, forse anche meglio Azzardo, un po' più altisonante come nome rispetto a quello del Palermo prima versione, soprattutto davanti, magari soprattutto davanti. Dove ci sono giocatori di assoluta qualità. Devo dire, mi trovi parzialmente d'accordo, perché quel Palermo lì aveva una difesa che per la Serie D forse era un'ossatura molto forte. Diciamo che forse poi, per tornare al Palermo, visto che ci fanno anche qualche domanda su possibili colpi del Palermo negli ultimi minuti, andava bene per la Serie D, forse andava aggiornata ai criteri della Serie C. Mi riferisco poi ad alcuni nomi che sono purtroppo, loro malgrado, sono finiti sulla graticola negli ultimi giorni per la prestazione di Ascoli. Hai avuto modo di parlare tra l'altro anche recentemente in alcune trasmissioni. Sì. Parliamo di Rancini e Crivello, che sono protagonisti del Palermo della risalita, e questo credo che tutti bisogna dare atto, è innegabile che abbiano fatto parte di questo gruppo. Di contro forse andava fatta una valutazione anche sul dare la possibilità a questi ragazzi, una volta che magari il Palermo aveva centrato la promozione in Serie B, forse trovare una sistemazione che gli permettesse di giocare un po' di più e permettesse anche di mettersi un pochino in mostra. Rispondiamo a un commento, perché è il tema caldo delle ultime ore di mercato, anche se i 7 minuti non lasciano presagire che ci sia una risoluzione a breve. Molti tifosi hanno chiesto nelle ultime ore informazioni su Josip Ilicic. Ilicic è ufficialmente svincolato in questo momento. Tra l'altro, dalle ultime notizie pare che sarà a Bergamo questa sera per la partita dell'Atalanta, per salutare il pubblico bergamasco che lo aveva praticamente adottato, soprattutto in un periodo comunque difficile della sua vita. E evidentemente la rescissione, la possibilità di mettere magari dentro un ultimo colpo a sorpresa, il fatto che il Palermo comunque stava liberando alcuni slot lasciava presagire
qualcosa. L'idea che mi sono fatto io, ti dico tanto la mia, poi in caso intervieni anche tu se sei d'accordo o se non lo sei normalmente, è che probabilmente Ilicic in questo momento avrebbe bisogno di una piazza che, così come Bergamo lo ha adottato, ma che non abbia bisogno delle pressioni da Champions, le pressioni di un gioco come quello di Gasperini molto dispendioso, cioè essere sicuramente una piazza che lo ama, ma che contemporaneamente lo possa anche coccolare un po' di più invece che metterlo, diciamo, sotto stress. E contemporaneamente magari il Palermo potrebbe dare quel quid in più a una campagna acquisti che poi in caso daremo anche dei voti, ma è, come dicevamo prima, un'ottima campagna acquisti. Ilicic potrebbe essere ancora, non lo sappiamo, la ciliegina sulla torta. Piccola parentesi, questo è da capire se le liste una volta presentate possono subire delle modifiche eventualmente con degli svincolati, ma credo che non sia possibile questo poterlo fare, quindi se non si libera adesso eventualmente lo slot per Ilicic è complicato poterlo fare entrare, credo, dopo, perché non mi pare che si possa in caso modificare successivamente alla chiusura del calciomercato. Questo non so. Allora, le liste per quello che è il regolamento sia in A che in B possono essere modificate sempre seguendo ovviamente le regole, che ovviamente sono diverse per l'A e per la B, perché per esempio in B c'è lo slot ci sono i 2 slot per la bandiera, che adesso non ricordo se Ilicic ci rientra. Non ci rientra perché ha fatto 3 anni. Esatto. Ottima puntualizzazione. Però sono modellabili, nel senso, ti faccio un esempio proprio nel concreto che riguarda noi da vicino, ma più che altro per un nostro quasi conterraneo. L'anno scorso il Venezia ha ingaggiato Romero, il portiere, e per fare posto a Romero ha escluso dalla lista stagione in corso Luca Fiordilino. Quindi nel caso in cui ci sia necessità, ci sia la possibilità di liberare un posto, è chiaro che si può fare a stagione in corso. Per quanto riguarda Ilicic, ti dirò, è un giocatore che secondo me non è stato tenuto in considerazione dal Palermo intanto in parte per quello che dicevi tu, magari anche il fatto delle pressioni, perché a Palermo c'è tanto amore quanta pressione, questo è pure vero, sia mediatica che del popolo palermitano. C'è anche ovviamente la pressione legata al risultato, perché è inevitabile che quando un club viene preso da un colosso come il Citigroup è anche difficile restare nell'orbita del consolidamento tanto caro e secondo me correttamente caro a Ferran Soriano. Quindi secondo me il Palermo non l'ha voluto per questo. Ecco perché Ilicic ha scelto di svincolarsi il 30 agosto, il 31 agosto, per poter valutare con calma ogni soluzione. Si è parlato a lungo del Bologna, non c'è solo il Bologna, su di lui c'è addirittura chi pensava che potesse anche andare a Salerno, e quello sì che sarebbe una piazza secondo me importante per Josip Ilicic, però vedremo. Intanto mancano poco meno di 2 minuti, quelli che Pierluigi Pardo chiama i famosi 100 secondi. I famosi 100 secondi alla che fine, ormai manca c'è poco. un'ultima notizia che riguarda il Messina, che però possiamo inserire nell'ambito delle notizie diciamo ormai sfumate, perché il Messina ha provato a prendere Mastro Pietro, che è un fantasista in forza alla Virtus Francavilla, che i tifosi del Palermo sicuramente ricorderanno per le sfide contro i biancoverdi pugliesi. C'era un principio di accordo con Mastro Pietro, salvo poi il giocatore fare il retromarcia, fare dietro front, e poi la Virtus Francavilla, vedendo che non c'erano i presupposti per trovare un altro acquirente, Mastro Pietro è rimasto alla Virtus e la stessa Virtus ha deciso di tenerlo. Si tratta intanto per un altro difensore, sempre per il Messina, un certo Ferrani, che non è Ferrini, quello di cui abbiamo parlato prima. Ferrani, 33enne, Manuel Ferrani, eccolo qua, Ecco. giocatore, mi vado ad attingere da Transfermarkt, 35enne, classe 87 del Picerno. Quindi diciamo che ha già tra l'altro esperienze l'ultimo anno. Esatto. Solo che, considerando la chiusura della trattativa con il Renate per lo scambio Simonetti-Ferrini, la sensazione è che questo
questo affare non si chiuderà, anche perché manca un minuto. Manca meno di un minuto, manca ormai veramente pochi secondi, praticamente alla chiusura. Non ci sono grosse novità per il momento, però possiamo dire che ormai il mercato è abbastanza chiuso per tutte. Ci rifacciamo eventualmente, noi ovviamente vi invitiamo a restare con noi anche dopo le 20, perché probabilmente arriverà anche qualche comunicato. Penso ad esempio al vecchio Palermo, al Palermo di Zamparini, quando, se ti ricordi, c'era tutto il riepilogo delle operazioni minori, sì, i prestiti, gli tutto il resto. Intanto sono le 20, quindi calciomercato professionista è chiuso. Esatto, facciamo finta che abbiamo il collegamento dallo abbiamo la porta è chiusa, non la possiamo assicurare. Chiusa, il mercato estivo 2022 si è ufficialmente concluso. Sul sito della Lega per il momento non ci sono nuovi depositi di contratto, in questo momento monitoro, Aldo, intrattieni il pubblico. Sì, naturalmente naturalmente controlliamo, perché naturalmente adesso saranno minuti febbrili per capire se magari ci possono essere state eventuali operazioni in prestito. Sì. Ricordiamolo, quelle che parallelamente dovrebbero essere intanto per il Palermo, sicuramente le uscite, se è possibile, se è stato possibile concretizzare quelle di Massimiliano Doda e Manuel Peretti alla Gelbison. Si era vociferato anche di altre possibili partenze, appunto nel caso ci dovesse essere comunque un colpo over da parte del Palermo in difesa, o il vociferato acquisto di Ilicic, che a questo punto passa certamente in secondo piano. E invece in entrata, abbiamo già detto, il colpo dell'ultimo giorno è questo acquisto di Claudio Gomez dal Manchester Under 23. Parlandone brevemente, così nel frattempo facciamo anche una panoramica su questo che è l'ultimo colpo di mercato del Palermo. Centrocampista classe 2000, esperienza nelle giovanili del PSG, con il passaggio nel 2018 alla grande famiglia del City Football Group, prestito ulteriore prima al PSV Eindhoven e poi in questo momento in una squadra di Serie B, una squadra inglese, mi sfugge in questo momento il nome, però in Championship, 31 presenze per lui e un gol. In grafica adesso potete vedere quelle che sono gli acquisti del Palermo, ne andiamo a leggere: Pierozzi, Elia, Bettella, Stulaz, Nedelsearu, Segre, Mateu, Devetak, Pigliacelli, Di Mariano, Saric, Sala e Gomez, a cui naturalmente si aggiungono i ritorni acquisti a titolo definitivo di Damiani e Brunori, che sono stati acquistati definitivamente appunto dai rosaneri in questa stagione. Il ritorno di Bro. Ci sarebbe stato un ulteriore colpo che qui naturalmente non è più presente, perché c'è stata l'uscita di Stoppa dal Palermo. Questa è un'altra operazione che ha suscitato qualche perplessità, qualche dubbio. Stoppa era arrivato in prestito con diritto di riscatto e contro il riscatto dalla Sampdoria. Evidentemente nelle valutazioni di Corini il ragazzo forse non è compatibile con il 4-3-3 ed è andato in prestito dal Vicenza. Mi vorrei soffermare proprio leggendo ancora. Sì, ti fermo un attimo perché è ufficiale alle 19:46 Federico Barba al Pisa, quindi sfuma definitivamente tra le altre cose sul sito della Serie B alla voce calciomercato è uno degli ultimi contratti depositati, quindi Federico Barba non verrà al Palermo, il Pisa l'ha preso a titolo definitivo. A questo punto resta da capire se sono vere le cifre di quei 3 milioni di cui si parlava. Naturalmente c'è da capire appunto se questo giro appunto si è completato con questa operazione, però c'è da dire a quel punto il Palermo aveva perso un po' quel vantaggio che aveva acquisito nelle settimane precedenti, anche perché in quel momento, ricordiamolo, il Benevento aveva fatto muro essenzialmente su Barba, ci puntava fortemente. Stavamo dicendo, l'uscita di Stoppa mi fa ritornare in mente le parole di Corini di oggi in conferenza stampa, dove tu sei stato, in cui Corini a un certo punto ha detto in conferenza stampa: la società io la ringrazio perché anche nei dettagli della valutazione della rosa che io ho a disposizione mi ha assecondato. A questo punto mi viene da pensare che sia stata la stessa valutazione, così come ad esempio il colpo a sorpresa Mateu sia quasi una precisa indicazione di Corini sugli uomini che sono stati presi e ceduti. È un giocatore fortemente voluto da lui, lo ha avuto a Brescia, tra altre cose lui nella conferenza stampa prima della partita contro l'Ascoli ha
tra altre cose il giorno dopo lo sbarco di Mateu a Palermo, ha espressamente fatto capire: ragazzi, non ho preso un terzino destro, ho preso un giocatore che quando ho vinto il campionato a Brescia ha giocato a sinistra, con Sabelli a destra, quindi è un giocatore che può fare entrambe le fasce. In questo senso secondo me è stato poi alla fine bloccato il fine prestito di Pierozzi, che se ricordate voi che ci state guardando è stato uno dei discorsi che era stato fatto in maniera abbastanza intensa all'inizio della settimana. Non se ne è fatto più nulla, forse anche perché la Fiorentina non ha trovato un acquirente, questo non lo sapremo mai. Proviamo a prenderla a ridere, forse perché ha saputo che era in preparazione un articolo a firma Aldo Sessa sul derby Pierozzi che troverete domani su sportisili.it. A proposito, domani naturalmente non abbiamo dedicato tanto spazio al mercato, troverete tutto o quasi quello che c'è da sapere su Reggina Palermo, dalle probabili formazioni all'analisi della squadra, analisi che tra altre cose in parte ha fatto Mister Corino oggi in conferenza, anzi vi invitiamo ad andarla a rileggere integralmente sul nostro sito. Su Stoppa hai detto tutto tu, giocatore che mal si sposava con quello che sarà un progressivo passaggio al 4-3-3, fermo restando che lui ci ha provato a mettersi in luce, ha fatto minuti importanti contro il Perugia, ha fatto qualche minuto contro l'Ascoli, sfortunato perché 5 minuti dopo il suo ingresso in campo è stato espulso Valente, quindi lì purtroppo ha cambiato fisionomia. Veniamo, a proposito, parliamo di Stoppa e l'assist per parlare di cessioni. Sì, prima di parlare di cessioni, solo per avere l'ufficialità, anche dal Palermo è arrivato, quindi a titolo definitivo, Claudio Gomez, firma fino al 30 giugno 2024, un contratto biennale, quindi arriva di fatto a titolo definitivo, e cessioni sicuramente, però è il primo comunque acquisto fatto all'interno nel mondo del City Football Group. Scusa, ti ho interrotto, passiamo alle cessioni. Alle cessioni, e in tal senso invito Salvo a mandare la grafica sulle cessioni, la grafica numero 2 dedicata al Palermo. Palermo che ha in un certo senso rivoluzionato la squadra anche in questo senso, e qui forse è ancora più palpabile, ma semplicemente andando a leggere i nomi è più palpabile la fine di un'era, la fine di un mini ciclo durato 7 mesi, cioè da quando a fine dicembre Mister Baldini si è insediato sulla panchina rosanero. Cessioni importanti appunto dal punto di vista dei nomi, secondo me. Ripeto questo perché comunque vedere nello stesso elenco giocatori come De Rose, Luperini, Fella, Dall'Oio, Giron, tutti i giocatori, e non ho fatto inserire nella grafica i non rinnovi, come può essere Roger, come può essere Pelagotti, che alla fine sono stati gli unici due a non essere stati rinnovati. Ricordo ad esempio quando c'è stata la nostra conversazione con la gente, tra gli altri, di Moses Roger, lui ha detto è dispiaciuto perché lascia una piazza importante, però bisogna anche fare i conti con quella che è stata la diciamo la volontà della società stessa, della società già ai tempi di Baldini. Tra l'altro messaggio di Alessio Alfano, che saluto, ne approfitto a vista anche la tua presenza per salutare gli amici di FPS, che scrive: è possibile che il Venezia l'abbiamo fatto a gennaio, penso in riferimento al discorso delle liste. Tante cose, un discorso liste che il Venezia fece l'anno scorso anche per Mateu, che venne ingaggiato a parametro zero, mi sembra ad ottobre, inoltrato, ha giocato praticamente tutte le partite da titolare, e questo è un elemento in più per quanto riguarda i giocatori in entrata del Palermo. Abbiamo scritto di somma rescissione perché al momento non è ufficiale il suo approdo al Catania, lo diventerà penso entro la fine della settimana, durante il weekend, visto che il Catania nel weekend non gioca. Silipo è la prova del 9 secondo me, questo passaggio in Serie C, di nuovo nel girone meridionale, in una piazza altrettanto calda, non calda forse tanto quanto Palermo, ma sarà calda abbastanza rispetto a quello che è il complesso del girone C. Aldo, anche a te, vedendo questi nomi, non ti viene un po' il magone ripensando al 12 giugno, ripensando a Palermo Padova? Certamente rivedere alcuni di quei, diciamo, di quei giocatori che hanno fatto un pochino anche la storia del Palermo, perché essenzialmente
l'impresa portata avanti dall'altro nome che qui manca, che è quello di Silvio Baldini, che è quasi un capitolo a parte, forse ci prenderebbe un'altra puntata, e ne abbiamo dedicate puntate al capitolo Baldini, con quelle ore frenetiche che insomma hanno deciso un po' anche le sorti della permanenza. Insomma, ci sono dei giocatori che secondo me si sarebbero potuti integrare bene anche nel progetto Corini. A me viene in mente un nome che ha avuto delle difficoltà in una prima fase e che poi è esploso con Baldini, che è Luperini, e che secondo me sarebbe tornato molto utile anche al calcio di Eugenio Corini, un bravissimo recuperatore di palloni che si sapeva anche inserire in fase offensiva. C'è da dire e da capire quanto e come era molto più conveniente l'offerta che faceva il Perugia, esatto, al calciatore, e quanti fossero gli stimoli ancora del calciatore a rimanere a Palermo, che sappiamo avere avuto sempre un rapporto particolare, diciamo così, con la tifoseria. Ricordiamo qualche esultanza polemica che è stata fatta notare, anche qualche cosa in conferenza stampa che ogni tanto è venuta fuori, però al netto di questo certamente il valore del calciatore è indubbio, e certamente insomma è qualcuno che poteva tornare utile. Del resto torniamo a uno degli argomenti del Palermo post Baldini. L'idea di Baldini era quella di mantenere un gruppo che era più o meno quello della Serie C, con qualche rinforzo. Alla fine il Palermo è una squadra che rispetto al gruppo della Serie C ha cambiato moltissimo, e che inevitabilmente credo abbia fatto questa scelta, perché nelle valutazioni della società anche lo stesso consolidamento era messo a rischio da quel tipo di progetto, verosimilmente. Sì, diciamo che c'era un po' di così. C'erano due rette parallele che viaggiavano all'interno della società, e ti posso dire, per quanto comunque brusco e per quanto forse anche, non dico vittimistico, perché porto molto rispetto nei confronti di due figure che poi alla fine, il giorno dopo le dimissioni, si sono messe a nudo, sì, e si sono espresse, e ti devo dire, ho molto apprezzato anche quello che hanno detto sia Castagnini sia Baldini. Era inevitabile che si arrivasse a una rottura, e ti posso dire, il loro mettersi da parte per tempo, perché alla fine siamo messi da parte a inizio luglio, a metà luglio, ha consentito al Palermo di diventare quello che è diventato al 1° settembre. Non sappiamo cosa diventerà a fine maggio, quando finirà il campionato. Non vogliamo neanche minimamente azzardare un pronostico, perché la Serie B è soprattutto questa, a proposito di B2, è un campo minato. La Serie B di quest'anno, l'abbiamo visto sabato, magari qualcuno poteva sostenere che il Palermo abbia floppato contro l'Ascoli, ma sappiate che di queste partite ce ne saranno a bizzeffe, anche per squadre ben più strutturate, ben più forti e ben più favorite rispetto al Palermo. Quindi bene è venuto in un certo senso questo doppio addio, che poi ha portato a un consolidamento di figure che sanno il fatto proprio, perché comunque Rinaudo ha già fatto il direttore sportivo a Venezia, l'ha fatto a Cremona, è stato collaboratore tecnico di fior di direttori sportivi, è cresciuto bene anche a livello di responsabile di ruolo nel settore giovanile del Palermo, che ha raccolto ottimi risultati. Ricordiamo la finale l'anno scorso, finale playoff, anche qualche risultato importante anche con allievi giovanissimi. Quest'anno sicuramente lui continuerà a supervisionare. Non è stato annunciato ancora il nome del suo successore, è entrato Bogdani come capo scout, ma questo poi lo vedremo. Tornando al mercato e comunque al subentro di figure importanti, Corini ha vinto la B, ha fatto la A e ha fatto la B, quindi sa il fatto suo. Questo anche in minima parte in risposta anche a qualcuno che ha detto che mi stavo inserendo proprio su questo, però lasciamo cadere la cosa. Mi ha fatto prudere un po' le mani, però ti posso dire che insomma l'ha fatta un po' fuori dal basino con certe parole. Comunque torniamo a noi. Torniamo perché il tempo stringe. Esattamente, torniamo al mercato. Passiamo al Messina e alla griglia acquisti del Messina. Ne abbiamo parlato prima. Una squadra che ha grosse ambizioni in un campionato difficile, che ha una proprietà che finalmente vede, forse anche come detto oggi da Matteo Sciotto, che è vicepresidente del Messina, vede finalmente anche ripagati alcuni loro sforzi in sede soprattutto dello scorso calciomercato, quando si è fatto veramente tanto per mantenere la categoria, e alla fine, nonostante gli errori forse su qualche scelta di qualche allenatore un po' così, un po' esotico,
Insomma, poi alla fine con Raciti invece ha ottenuto una grande salvezza e adesso il nome di Auteri è un nome importante per la categoria, con giocatori importanti per la stessa categoria, appunto per la Serie C. E possiamo anche vederli in grafica, e come diciamo appunto nomi importanti che fanno il paio con un progetto che vuole rilanciare il calcio messinese, vuole rilanciare lo sport in città. Messina che appunto dicevamo, tra l'altro, in attesa pure della griglia, sta finalmente risolvendo la questione San Filippo, Sì. E ha anche preparato, diciamo, delle iniziative particolari anche per supporto, diciamo, diciamo, da parte dei giovani. Anche martedì, ne avevamo appunto parlato, che è quello del supporto delle scuole calcio, quindi Sì. creare un percorso parallelo molto ampio da questo punto di vista. Questo è un progetto comunque molto interessante. È un progetto interessante che comunque dimostra che il Messina comunque, nonostante i dubbi, nonostante i problemi anche con cui si è conclusa la scorsa stagione, perché qualcuno in maniera anche molto cattiva secondo me ha sostenuto che il Messina l'anno scorso si sia salvato soltanto perché il Catania è uscito dai radar. Non sono per niente d'accordo, ma penso che in pochi saranno d'accordo, almeno chi mastica calcio e chi ha seguito anche la Serie C bene l'anno scorso. Posso dire, intanto è arrivata la griglia e potete vedere anche ci sono nomi molto importanti per quanto riguarda la categoria. C'è in foto Devis Curiale, c'è gente come Grillo, c'è gente come Angileri, come Fiorani, come Berto, che è un altro giocatore molto interessante, che ha fatto anche la Youth League, la Champions League giovanile con l'Atalanta. C'è Piazza, che è un altro elemento importante, Napoletano stesso, che viene anche dal Parma. È una squadra tosta, sarà difficile intanto ci segnalano anche dalla regia un piccolo refuso nella grafica, ve lo dico. Non sono cessioni, sono acquisti, lo potete capire benissimo da soli. Una squadra ben fatta, ne parlavamo anche prima, una squadra che può fare bene, senza pressioni, senza l'ossessione del risultato, che forse è quello che complica un po' i piani alle squadre, sia favorite sia non. Può fare un buon campionato. Se vediamo anche invece se c'è la questione appunto delle cessioni, quella fattiva delle cessioni, sappiamo che il Messina però ha puntato molto sui giovani. Ricordiamolo, è una scelta che molte squadre Serie C fanno anche per avere un supporto, anche qualcosa, un supporto economico, a livello economico, ma è anche una scelta coraggiosa in termini di progetto sul lungo periodo. Il Messina ha fatto questa scelta proprio perché crede molto anche in giovani che si era portato l'anno scorso, e tanti ne ha portati in casa, e invece ha fatto uscire dei protagonisti invece della salvezza. A me viene per esempio il nome per eccellenza, senza voler escludere nessuno, insomma, Pio Vaccari, che è un nome importantissimo per la categoria, che l'anno scorso ha fatto tanto. Qui a Palermo si ricordano ancora la prestazione fatta allora all'inizio della gestione Baldin, dove Pio Vaccari fu praticamente decisivo per il pareggio, e poi insomma altri giocatori come Gonsalves, come Simonetti appunto, Carillo era anche il capitano del Messina, esattamente, da Novara, è rimasto in Serie C. Diciamo si è fatto una scelta generazionale, si è voluto ricominciare con un nuovo progetto, con una nuova idea di calcio, evidentemente fortemente legata a quello che è il nuovo mister della società, per la squadra, che è Gaetano Auteri. Inevitabilmente ci saranno ancora, verosimilmente forse qualche altra operazione magari in uscita, visto che magari qualcuno potrebbe andare in Serie D. Non sappiamo naturalmente se ci potrà essere qualche operazione in questo senso, perché come ricordavamo appunto il calciomercato di Serie D è ancora aperto, però certamente diciamo che guardiamo con un occhio attento quello che succederà sicuramente in casa Messina, e non solo perché come sportisti insomma seguiremo tutto il calcio siciliano, e naturalmente seguiremo anche il Messina. Farei un'ultima chiosa, visto che ormai siamo quasi in chiusura. Siamo già in recupero, 1 minuto e 30 o 3 e 45. Esattamente, sulla Serie D in realtà in generale. Abbiamo già parlato del Catania. Sappiamo già che dovremo attendere la questione Giarre
per avere un quadro completo sia del girone sia dei calendari. Ci sono squadre importanti. Chi ti aspetti da questo punto di vista che possa emergere ancora appunto in questo girone? D'altronde quest'anno specificatamente è un girone forte dell'azione siciliana. Altri anni magari quando è stato per esempio il Palermo ricordo che c'erano tante squadre campane, tante squadre calabresi, invece quest'anno 10 squadre, se sarà confermato anche il Giarre. Ci ti aspetti, diciamo, oltre il Catania che penso sia un progetto che voglia ottenere subito la promozione? Allora, l'analisi non è semplice perché già l'anno scorso noi abbiamo visto anche la Cireale dare filo da torcere alla Gelbison, alla fine la squadra lucana ce l'ha fatta, anche per via di alcuni risultati sfortunati della Cireale, ha perso tanti punti nei recuperi, anche perché la squadra era molto stanca, ha dovuto fare tanti Scusate, però qua purtroppo ritorna la questione Brunori, no? Non te ne puoi uscire da no, questa... è un... sì. Credo che fino a che Brunori non diventerà bandiera del Palermo tu avrai... Fino a quando non avremo un incidente. No, speriamo, comunque torniamo seriamente. L'anno scorso la Cireale ci ha provato, quest'anno ci proverà di nuovo, senza dubbio, ha perso Lodi, però ha allestito una bella squadra. Il Trapani inevitabilmente è destinato a recitare una prova protagonista, adesso c'è una struttura societaria molto più forte, anche una squadra molto ben strutturata, con arrivi anche di giocatori, mi viene in mente Marco Civilleri che è il capitano, lo stesso Matese che è arrivato al Messina l'anno scorso, ha fatto qualcosa comunque di buono a Messina. C'è il Catania, abbiamo già detto, ho parlato poc'anzi del Paternò, non l'ho fatto a caso perché Paternò è una piazza calda, se il Falcone Borsellino si riesce a riempire è anche un campo difficile da espugnare, ci sono anche i derby con Catania Cireale che sai alimentano un po'. Peppe Pagano è un ottimo allenatore, ha provato anche a sfondare in Serie C ai tempi col Siracusa, non si è riuscito, ma per piccole divergenze con la proprietà, tra altre cose la stessa proprietà del Paternò perché c'è Giovanni Ali a fare da supervisore, diciamo. Altre squadre come per esempio il Sant'Agata, che ha un ragazzo che a me piace molto che è Ciccio Bonfiglio, può fare bene. Dispiace per il Biancavilla e per il Troina, ma sono realtà che erano destinate purtroppo a decadere. Non so cosa sperare per il Giarre, perché sono molto franco e non perché lo faccio di nome. A me, io personalmente questa riapertura del caso Giarre mi ha dato molto fastidio da sportivo, perché comunque c'è stata una pronunciazione del collegio di Serie D della Covisod, il TAR del Lazio ha riaperto tutto, ma semplicemente secondo me per cercare di dare un'ultima chance al Giarre, però la sensazione che è un po' come è successo con Teramo e Campobasso, che erano società con situazioni ben più solide, ed è tutto dire, rispetto al Giarre non ce l'hanno fatta. Più che altro così si rischia di rovinare un torneo come la Serie D, che tra l'altro già poi è che ormai è diventata una realtà importante, perché anche dalla Serie D in Serie D arrivano giocatori age ma comunque molto forti, per esempio Cicciolodi che è già al terzo anno, ha fatto il FC Messina, ha fatto Cireale, lo sta facendo Catania, ma ci sono anche tanti giovani che poi possono emergere, ed è un peccato che questi ragazzi, che per fortuna sono anche sorretti dai regolamenti perché 4 su 11 giocano sempre, è un peccato che questi ragazzi debbano perdere tempo, hanno già perso 2 anni quando giocavano nei settori giovanili, perché il settore giovanile scolastico nazionale è stato fermo per il Covid. È un peccato. È un peccato e speriamo che si possa appunto risolvere nel più breve tempo possibile e che insomma il pronunciamento da parte del TAR possa risolvere in un senso o in un altro questa situazione. Esatto. Bene, detto questo, penso che ormai siamo in chiusura. Attualmente io vi ringrazio, intanto ringrazio Francesco che è stato di supporto in regia pazientemente nella costruzione delle scalette ogni settimana, anzi ogni due giorni a settimana praticamente è stato veramente di grande pazienza. Ringrazio anche Salvo Geraci in regia che ci ha supportato oggi e anche in altre occasioni. Io vi ricordo ancora una volta di seguire il nostro sito per rimanere sempre aggiornati su tutto lo sport siciliano, www.sportisi.it, seguire i nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Ormai partirà la stagione sportiva e potrete trovare tantissimi eventi sportivi che noi di Sportisi vi seguiremo
praticamente ogni fine settimana, non ci fermiamo mai praticamente. Ora più che mai non ci fermiamo mai, e a questo punto ci congediamo da Mi questo permetto di fare momento. una piccola chiusura. Sì. Lo so che tu non le vuoi fare queste cose. Io personalmente voglio, non perché è accanto a me, non perché sei in diretta, ringrazio Aldo perché si è messo in gioco. Credo che sia la prima volta che tu conduci in solitaria, dico, a parte le imperversate in diretta su FPS. Prima conduzione per lui, si è andato sciogliendo man mano la tensione dell'immediato prepuntata, le giornate dedicate a scrivere scalette e così via. Personalmente, al di là di quelli che poi sono i numeri, che dico sono numeri ma non danno poi la sensazione di quello che c'è dietro, è stato un ottimo lavoro, un ottimo cammino, più di 9 ore di trasmissione in totale, perché abbiamo siamo andati in onda per 18 puntate questa compresa. Per quanto mi riguarda è stato un esperimento riuscito e siamo pronti ovviamente, poi quando riaprirà il mercato a gennaio, siamo pronti ovviamente a tornare con pillole di sessa, perché in molti ci avete seguito con fiducia, con fedeltà, e niente, siamo contenti, io personalmente da direttore, ma tutta la squadra di Sportisili contenta di quello che siamo riusciti a fare. Ovviamente nei prossimi giorni vi annunceremo anche quello che sarà una parvenza di palinsesto, perché non vogliamo lasciarvi da soli semplicemente con le notizie, semplicemente con le dirette delle partite che sono già partite, partiranno e proseguiranno nel proseguo della stagione. C'è tanto calcio giovanile, c'è tanto calcio dilettantistico, vi proporremo anche qualche trasmissione, vi invitiamo ad avere un po' di pazienza, ma vi sveleremo tutto nei prossimi giorni. Allora io ti ringrazio ancora, e allora andiamo quindi in chiusura, e rimanete aggiornati sui nostri canali. Pillole di Sessa per quest'estate finisce qui, ci rivedremo verosimilmente in qualche altra sessione di mercato. Ciao e alla prossima! Ciao!